Io questa mattina ho 3 persone al telefono che rispondono continuamente alle telefonate di persone che vogliono venire in farmacia per notare il tampone per uscire dal Covid, ma non lo possiamo fare. È questa la situazione di caos che hanno vissuto tante farmacie nella mattinata che avrebbe dovuto inaugurare la nuova piattaforma regionale per la prenotazione dei tamponi gratuiti di fine quarantena e isolamento anche nelle farmacie. Un servizio gratuito per il quale la Regione Veneto ha stanziato 5 milioni e 500 mila euro, ma che questa mattina ancora non era operativo. Il comunicato è stato fatto alla TV e alla stampa sabato. A tutt'oggi le farmacie non hanno ricevuto alcuna comunicazione per fare la chiusura del Covid-19. Le farmacie sono pronte, la Regione Veneto ci deve dire come dobbiamo fare. Risposta arrivata prontamente dalla Regione Veneto nel primo pomeriggio. Da oggi pomeriggio abbiamo le linee guida per poter eseguire questi tamponi rapidi, che sono ovviamente dei tamponi rapidi di fine isolamento, ma che necessitano del documento medico e medicina generale o del SISP. Ora un po' di chiarezza. Non tutte le farmacie accolgono il paziente senza prenotazione, quindi questo è un primo caso. Secondo, ci sono 2 modalità. Una, quella che attraverso la piattaforma regionale un paziente si può prenotare il tampone di fine isolamento presso le strutture pubbliche. L'altra invece, che prevede la prenotazione o l'esecuzione attraverso le farmacie, ma sempre con il documento di fine isolamento del medico curante, del medico di medicina generale o appunto del SISP. Quindi a noi serve questo documento proprio per certificare che è un tampone di fine isolamento. Il protocollo prevede che chi si presenta nelle farmacie per il tampone sia sintomatico da almeno 3 giorni. Non può venire qui in farmacia uno che ha 38 di febbre, però possono appunto eseguire questo tampone di fine isolamento, ed è previsto appunto per tutti quei casi proprio di rientro e ritorno alla società